Benvenuti ad AgriNews, il TG dell'agricoltura a firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CS Qua, Bioagro Intermizzo. I tecnici del Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura, assieme ai responsabili scientifici del progetto Biostimolanti in Campo, guideranno venerdì 1 luglio a partire dalle 9:30 i partecipanti ad un'interessante iniziativa di Veneto Agricoltura e l'informatore agrario che si svolgerà tra le parcelle dimostrative del centro con sede a Rosolina. Obiettivo: spiegare agli operatori del comparto orticolo gli effetti di oltre 20 differenti biostimolanti di 11 aziende nelle aree di prova dedicate a pomodoro da industria, melone e lattuga. Nel corso della giornata sarà possibile visitare anche le prove sperimentali dedicate ad altre colture orticole, varietà irrigazione di precisione e tecniche di coltivazione. L'oca padovana rischia l'estinzione e questo è l'appello degli esperti per la conservazione delle razze avicole autoctone di Veneto Agricoltura per salvarla. Lei in braccio ha un esemplare di oca padovana, un esemplare in via di estinzione? Diciamo che fra le razze che noi abbiamo qui, questa è quella più problematica. Purtroppo questa non c'è negli altri centri in Veneto, ce l'abbiamo solo qui a Ceregnano e quindi è veramente in pericolo di estinzione. E cosa fate per evitare questa estinzione, sempre nell'ambito del progetto della salvaguardia della biodiversità? Abbiamo fatto tante cose, tipo ad esempio fare dei gruppi misti oppure fare famiglie solo con maschio e con 3 femmine, però purtroppo la consanguinità è talmente alta che ormai, voglio dire, questi animali sono fecondi per un pochissimo, 10-20%. Anzi, approfitto. Faccio un annuncio, chiunque vedesse la trasmissione e riconosce questa oca padovana, di contattarci qui nella nostra azienda di Sasserami di Veneto Agricoltura. Il vostro progetto è quello di salvaguardare le razze in via di estinzione, la biodiversità del territorio. Ne avete schedulate quante? Ma quante potrebbero, visto che lei sta lanciando un appello, essercene ancora magari in alcune aziende agricole di cui non si ha consapevolezza piena? Quelle riconosciute che fanno parte appunto di questo elenco della Regione Veneto sono 16, ma sicuramente ce ne sono tante che probabilmente sono conservate presso delle aziende nel Veneto. Sì, bisognerebbe avere fondi e tempo per andare a fare delle uscite e verificare cosa c'è nel territorio, sicuramente. In arrivo in Veneto le 4 tappe degli Stati Generali della Pesca. L'evento, promosso dalla Regione del Veneto, si svolgerà dal 5 al 8 luglio prossimo e precisamente il 5 a Chioggia, il 6 a Pila, il 7 a Caorle e infine l'8 luglio a Venezia. La prima tappa, quella di martedì 5 luglio, si svolgerà a Chioggia a partire dalle 9:30 presso l'Auditorium a San Nicolò. Obiettivo di questo primo appuntamento è quello di porre l'attenzione sulla pesca professionale e l'acquacoltura nelle aree interne. Partendo dal documento della Carta Ittica regionale per le aree lagunari e deltizie, saranno evidenziate le peculiarità regionali di queste importanti attività, contribuendo alla definizione delle linee strategiche per il sostegno e lo sviluppo delle imprese che vi operano. Ed ora spazio al nostro agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Nei giorni scorsi in Veneto sono cadute delle piogge prevalentemente a carattere temporalesco. Localmente i quantitativi di acqua caduta sono stati anche abbondanti. Questi eventi hanno in parte alleviato il deficit idrico accumulato quest'anno, ma non hanno risolto lo stato di siccità presente anche sul nostro territorio regionale. Venerdì il tempo sarà variabile, a tratti parzialmente nuvoloso, mentre sabato e domenica sarà in prevalenza stabile e soleggiato, con temperature nuovamente sopra i valori medi storici del periodo. E questi sono i nostri consigli di cucina con lo chef Alessandro Mazzone. Oggi andiamo a preparare un piatto molto estivo della tradizione marinara. In particolare andremo a condire un polpo scottato con una crema di patate, una polvere di cappero, delle olive disidratate e una spugna al pomodoro, partendo con il polpo che va pulito e poi immerso in acqua bollente per la cottura. Noi ci impieghiamo circa 3 ore per renderlo morbido. Nel frattempo andremo a preparare la crema di patate e successivamente le faremo diventare crema passandole al mixer. Il giorno prima andiamo a disidratare le olive taggiasche e la polvere di cappero. Lasciate in forno per 80 gradi per tutta la notte. Prendete i capperi che ormai saranno completamente essiccati e metteteli nel mixer. Preparare la spugna di pomodoro. Uniamo farina, uova e pomodoro. Andiamo a mettere in microonde. Abbiamo
abbiamo il piacere di abbinare questo Anfora Bianco 2016, Ribolla Gialla e Friulano, un vino che oggi rappresenta l'eccellenza di questa tipologia di vini. Grazie a tutti per l'attenzione, AgriNews vi aspetta nella prossima puntata.